Eccoci qua, siamo sempre supportati dal nostro segretario della CISL Padovero Vigo, Samuele Scavazzin, segretario. Stavamo parlando di un colosso molto importante che ha dato delle notevoli opportunità a un territorio, opportunità di occupazione, quindi di crescita, di valorizzazione, luci e ombre. Cioè, che cosa è successo? Io dicevo un po' prima una provocazione: se si crea un polo logistico strategico che ti può dare opportunità di lavoro, tu lavoratore devi essere il primo che valuti se ti conviene, insomma, conviene farti sobborcarti il chilometraggio in macchina, quanto ti costa, andare in affitto in a casa, se ci sono alloggi, la viabilità, quindi sono tutte ponderazioni che fa il lavoratore. Ma l'azienda cosa invece è tenuta a fare, o dove c'è stato il problema? No, allora, queste sono tutte questioni giustamente che i lavoratori devono tenere presente. La questione, ma ci sta, Amazon utilizza molta somministrazione, molto MOG, quindi il monte ore garantito di lavoro. Somministrazione sarebbe interinale, per semplicizzare. Sì. E quindi anche qua i lavoratori devono ben capire, perché io, tra virgolette, mollo un lavoro per andare su un posto che magari più di, non so, mi fa lavorare 3 mesi e basta, poi non mi tengono. E quindi ecco, anche questa si torna a monte a quello che avevamo detto all'inizio: la precarietà è uno di questi problemi che non ti danno garanzie, anche se, bisogna dire la verità, noi abbiamo fatto ormai quasi un mesetto fa uno sciopero, il primo sciopero in Italia su Amazon, per problematiche sia per i lavoratori somministrati ma anche per i dipendenti Amazon diretti, quindi problematicità legate all'attuazione e all'applicazione del contratto collettivo nazionale, piuttosto che anche alla gestione e il valore sociale che questa azienda deve avere necessariamente sul territorio. E devo dire la verità, già ci sta, in questo caso il colosso americano sta stabilizzando delle figure, quindi non più sotto diciamo, dipendenti di agenzie di somministrazione, ma proprio diventano dipendenti di Amazon. E questo è importante, insomma, perché può dare il via anche a rapporti che ci auguriamo, insomma, migliorino, ma per migliorare e far crescere l'azienda, i lavoratori e tutto il territorio, perché effettivamente quando si sposta un colosso del genere ne risente, e cerchiamo di risentirlo positivamente questo, perché comunque se pensiamo anche dove è piazzato nella Transpolesana, non è che, tra virgolette, arricchisce solo quel luogo, può arricchire anche tutta la bassa padovana, tutta anche la bassa veronese, perché comunque con le strade ci si sposta in un quarto d'ora, si arriva dappertutto, cinicamente adesso anche dalla bassa vicentina, volendo da Noventa Vicentina c'è anche un'autostrada, la A31, esci a Badia e arrivi. Chiaro. Quindi, per dire, in quest'anno, in questo periodo storico che viviamo, e le distanze si sono molto accorciate in realtà. Certo, ripeto, bisogna capire la tipologia e anche la stabilità del lavoro, affinché appunto le persone possano fare tutti i ragionamenti conseguenti, perché uno può dire: vabbè, vado lì, mi faccio una campagna, mi faccio le campagne di Natale piuttosto che la campagna di Pasqua, piuttosto che i Black Friday, metto via quello che metto via e basta, e poi li reinvesto oppure fare ragionamenti, mi sposto con la famiglia, mi sposto lì. Però, come diceva lei, ci sono strutture, servizi, ospedali, scuole, quello che attrezzati affinché ci si possa arrivare. Quindi il discorso va proprio molto oltre l'arrivo meramente di questo grande colosso. Quindi... Voi avete avuto modo di interagire con questo colosso? No. In qualche modo? No, solo con lettere, con mail, ma mai. E c'è un tavolo nazionale. C'è un tavolo nazionale di regolamentazione. C'è un tavolo nazionale. Noi sicuramente chiederemo di portarlo, se non territoriale, che non ne vale la pena, anche perché proprio prima ho ben detto che ormai è presente in quasi tutte le città del Veneto. Un tavolo regionale probabilmente ci starebbe bene.
Certo. Comunque per adesso cioè, c'è lavoro, insomma, c'è opportunità di lavoro, questa è già una cosa importante. Hanno dato tipo delle scadenze e un scadenziario loro per assumere direttamente le persone, quindi cioè, effettivamente quello lì è uno stabilimento che porta anche 2000 persone, cioè, quindi è Mamma mia, cioè, può cambiare veramente. Si è fatto su 3-4 piani addirittura, quindi quindi sicuramente è proiettato veramente al futuro. Però proprio per questo la gestione è importante, e se è in questo caso cogestito ne guadagniamo tutti, quindi non è che il sindacato deve mettere per forza il piede o l'imprimatur, no, assolutamente no, perché comunque il dipendente felice lavora sicuramente meglio e rende di più. Soprattutto il dipendente che riesce ad essere dipendente può essere soddisfatto, insomma, se ha un lavoro che anche se è equamente remunerato, questo è un altro aspetto purtroppo. Allora, restando le tipologie di lavoro agile che si sono configurate un po' in questo ultimo periodo che voi avete un po' seguito, ce ne sono veramente diverse e sono particolari, no? Noi pensiamo allo smart working, in realtà, anche se bisogna dire anche la verità, definire smart working quello che tanti lavoratori e lavoratrici hanno avuto fino adesso non lo è, in realtà è un lavorare da casa, perché lo smart working di fatto non essendo ben contrattualizzato nei contratti, perché noi come sindacato siamo assolutamente contrari all'intervento legislativo all'interno della materia dello smart working, ma deve essere la contrattazione che deve gestire questo. Diciamo che molte persone hanno avuto più disagi che benefici, questo lo stiamo vedendo anche in base al questionario che stiamo facendo tra i lavoratori. Voi state facendo una ricerca, un'indagine tra i lavoratori? Una ricerca, sì, per il benessere lavorativo, che dia appunto spunti, insomma, per delle nostre idee che insomma usciranno la prossima settimana. E vediamo comunque che ha dato paradossalmente meno benefici di quanto uno si potesse immaginare, ma ci sta, ma non perché bisogna anche lì capire i lavoratori pretendono lì, no, assolutamente, perché ci vuole una gestione, ci vuole una contrattazione, una concertazione che metta dei paletti per gestirlo al meglio, il famoso diritto alla disconnessione, perché sennò uno lavora più a casa che quando in ufficio, almeno uno dice guarda in ufficio piuttosto che in fabbrica, ma in questo caso quando parliamo di smart working è normale che parliamo più di lavoro impiegatizio, perché manualmente è un po' difficile farlo da casa, e quindi magari uno dice beh, mi conviene stare in ufficio che almeno dopo quelle 8 ore a posto, così invece uno magari deve lavorare lì, e solo facendo un incontro e una contrattazione tra le parti sociali e l'impresa si riuscirà a gestirlo al meglio, anche perché pensiamo, non so, ticket restaurant, magari l'impresa dal suo punto di vista giustamente dice non glielo do, tanto è a casa, e quindi allora piuttosto reinvestiamo quei soldi lì, e magari per avere degli apparati, computer, telefonini migliori, cioè quindi reinvestire, però quello lo si fa da un punto di vista nostro solo con la contrattazione, meglio sempre un cappello sulla contrattazione nazionale, meglio ancora poi su quella di secondo livello, quindi territoriale piuttosto che aziendale, perché l'azienda X che applica lo smart working è diversa, magari ha implicazioni diverse dall'azienda Y che pratica lo stesso anche lei lo smart working, però magari hanno delle differenze, e quindi solo contrattando all'interno di queste aziende si può portare il meglio per tutti. Poi anche qua parliamo di un impiegato, di un'impiegata, la conciliazione vita-lavoro, soprattutto in questo periodo, perché qual è la questione? Dici vabbè, magari soprattutto le lavoratrici in questo caso, se ti chiudono le scuole, cosa succede, per dire, quindi adesso da oggi le hanno anche riaperte, quindi anche vediamo in zona rossa per fortuna, insomma, diciamo noi, però effettivamente anche qua è veramente un problema, quindi per dire sì, vabbè, sono a casa i figli, ma non riesci più a lavorare e quindi a dare la produttività che è necessaria, quindi sono tutte problematicità che da tenere presente, che se passiamo, quando diceva da passare nuttata lì, se riusciamo a passarle, gestirle lì, sicuramente sarà veramente un beneficio per tutto il sistema impresa e il sistema lavorativo del Veneto italiano.
Ecco, un'altra questione, vediamo il tempo un po' a disposizione se ci consente di proprio rapidamente inquadrarla. Sono stati diversi telespettatori che ci hanno scritto: quando ci si ammala di Covid, se ci si ammala in azienda, che differenza c'è rispetto al fatto di ammalarsi magari perché sai che di averlo preso nel tempo libero da un familiare o quant'altro? C'è qualcosa di diverso? Intanto sul Covid si è comunque deciso, insomma, lì siamo ormai tranquilli che il datore di lavoro non rischia nulla in questo caso, quindi è già importante. Questa cosa è già stata decisa ancora l'anno scorso, proprio perché il Covid è un po' complicato dimostrare dove uno si è ammalato. Quindi non c'è rischio per il datore di lavoro. No, per il datore di lavoro non c'è rischio. Però se si riesce comunque a dimostrare di essersi ammalati in azienda, perché magari io vivo da solo, o vivo magari con i miei familiari che stanno tutti benissimo, magari e poi contamino la famiglia. E c'è l'infortunio, si fa le solite pratiche, si fa pratiche di infortunio, INAIL, che ti riconosce l'infortunio Covid, quindi anche qua... E che differenza c'è tra infortunio Covid oppure malattia normale? C'è qualche cosa? In realtà lì ti danno, allora intanto bisogna capire se uno è, tra virgolette, in quarantena, oppure ammalato, oppure proprio ricovero in ospedale, e l'INAIL, essendo appunto un'assicurazione, gli paga, gli dà tutte le spese, tutte anche diarie, piuttosto che anche spese per recuperare, perché se uno viene intubato piuttosto che uno ha il casco per l'ossigeno, quindi gli dà come un infortunio normale, che noi ci auguriamo che non ci siano, però purtroppo gli infortuni ci sono stati, e anche forti anche durante questo momento di Covid. Però anche appunto a chi prende il Covid avrà tutte le coperture previste dall'INAIL, e quindi insomma avrà anche lì. Poi è interessante, tornando sempre alla contrattazione, che sono state previsti nella bilateralità, quindi penso soprattutto nell'artigianato, che chi magari ha ammalato casa Covid e quindi magari deve stare in quarantena piuttosto che anche ricoverato, gli viene data anche una diaria, non tantissimo lì, ma una diaria per il fatto che è rimasto a casa per il Covid. Però anche qua bisogna fare tutte le domande all'interno delle sedi sindacali e quello che è, per dire, quindi anche chi ha avuto il Covid erano state previste delle tutele, delle tutele ulteriori date dalla bilateralità. Sono cose tutte importanti da sapere, segretario, comunque. Allora, io la ringrazio tantissimo, il tempo è volato, magari ci troveremo sicuramente ancora ad affrontare altre questioni. E le sedi ovviamente CISL sono sempre disponibili per supportare i lavoratori in tutte queste domande, in queste situazioni di perplessità, in queste nuove modalità lavorative, o di ricerca del lavoro, che è altrettanto importante, o di riqualificazione e formazione professionale, che anche là è strategico. Noi la ringraziamo, cari telespettatori, restate con noi. Dopo la pubblicità la parte dedicata invece alla finanza, quindi a tra poco. Grazie.